Eder, Mac, Pallister. La storia del fratello di Lily è una storia abbastanza complessa perché Liliana ha sofferto molto per colpa di Sergio. Io tutte le cose non le so, però la questione economica per il fratello è stata una cosa che comunque ha pesato molto su Liliana e lei era una come me. Io non sono capace di dire di no e lei non era capace di dire di no. Ha aiutato non solo il fratello, non solo la nipote, ma anche delle persone, degli amici che comunque si trovavano in difficoltà e l'ha fatto. Anche a me ha aiutato. Sono stati momenti che sono stato male, non riuscivo a fare niente, anche coi coltelli ero fermo e mi aiutava. Io e Liliana eravamo dei lupi solitari, questo lo dirò sempre. Cioè delle persone che comunque esternamente le conosci, le vedi, però internamente non sai chi sono, cosa fanno, cosa pensano. Noi eravamo sotto certi aspetti amici di tutti, però quello che noi facevamo capire era quello che noi volevamo far capire. Però dentro di noi avevamo la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre abitudini, le cose belle che volevamo e le cose che non volevamo. E perciò quello che parla uno, che parla l'altro, quello mi ha detto, qua e là, sono tutte palle. Sono tutte palle perché Liliana non ha mai parlato con nessuno delle sue cose, delle nostre cose, assolutamente. Nessuno sa, neanche il fratello, neanche la cugina, neanche gli amici, neanche il cono. Noi andavamo, stavamo lì, Liliana stava seduta, non parlava con nessuno. Certamente quando andavamo magari fuori così si parlava in maniera generica, ma senza intaccare quello che era la nostra anima interna. Sacri. Io questi 20 mesi non ho fatto che pensare all'altro, ho pensato solo a quello. Cosa è successo a Liliana? Cosa non sono riuscito a capire? Ho tirato indietro l'orologio del tempo pensando a quelle ultime settimane, quell'ultimo mese, i nostri viaggi, Pensa che noi eravamo andati qualche settimana prima che succedesse il fatto di Liliana in questa agenzia sua a Cesana, in Slovenia, dove praticamente tutti i viaggi, tutte le cose, da Valencia alla Grecia, tutti i viaggi, andavamo da questa agenzia perché avevamo questo rapporto amicale, diciamo, ci telefonava, c'era qualche, guarda c'è un'offerta qua e là. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.